Allora, È la falsità, cioè il nucleare costa di più. sì. Allora, si è parlato di 20 anni minimo. Mi scusi, l'energia nucleare mi costa più dell'energia fatta col gas, che è fatta col carbone, che è fatta... O solare. Sì, allora. E in Italia, per come è fatto il sistema tariffario sull'energia, costerà comunque di più rispetto a quello che si applica in Germania e in Francia. Guarda, bacchetta magica, Harry Potter, facciamo centrali nucleari 10 in Italia, l'elettricità la paghiamo di più. Allora, l'energia la paghiamo uguale, ma costa di più perché c'è un costo di costruzione e di smaltimento che viene scaricato sullo Stato. Poi viene scaricato sulla tassazione dei cittadini. Il costo di una centrale poi nucleare, vediamo se costa di più, visto che dobbiamo farla tra 15 anni, no? Cioè, io capisco che il partito del no per il no, comunque ha mille giustificazioni. Ma siccome dobbiamo costruirle, verranno costruite entro il 2025, aspettiamo il 2025 e vedremo, no? Se una classe politica che ha deciso, no, di seguire una strada ha ragione o meno. Sicuramente una classe politica che ha deciso, scusami, di abolire per referendum il nucleare, abbiamo constatato tutti che è stato un errore madornale, perché c'è tutta Europa, compresi gli italiani, che vanno a comprarsi l'energia nucleare.